Mamma e figli originari di Piacenza spariti insieme ai loro cani a Tarcento stanno bene, la procura però non dice dove si trovano, rischiano di rendersi ancora irreperibili. Ragazzina di 15 anni strattonata e picchiata da 3 coetanei in un parco di Rovigo per un fidanzatino conteso. La minorenne cade a terra e perde i sensi, trasportata in ospedale. Ancora un anziano morto schiacciato dal suo trattore, è caduto in un vigneto di Volpago del Montello. Vittima è 79enne Gastone Pedrone, il mezzo si è ribaltato travolgendolo. Arriva in Parlamento la crisi Electrolux dopo l'annuncio del colosso svedese di 1700 esuberi negli stabilimenti italiani. Interrogazione del PD, sindaco incontra le RSU. Intervistato dal direttore di Media Nord-Est Bacciali, l'ingegnere di Azzano X, Elvo Zornitta, a lungo sospettato di essere una bomber, ha commentato l'archiviazione dell'inchiesta. Ora dice voglio pace e oblio. L'ex presidente di Confindustria Massimo Calearo Cimane sotto inchiesta per la presunta bancarotta della Calearo Antenne SPA, sigiglia 4 milioni di euro, tra cui la sua villa ad Arcugnano. Il maltempo di ieri e lunedì, il presidente del Veneto Stefani ha firmato il decreto di emergenza regionale. Domani nuova fase di instabilità, dichiarato sul fronte meteo lo stato di attenzione. Presentato a Palazzo Farrofini il docufilm che racconta la battaglia del bassanese Stefano Geller e affronta il tema del fine vita. Il presidente del Consiglio regionale Zaia ribadisce la necessità di una legge chiara. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. In primo piano però la cronaca che ci porta fuori la regione in Friuli Venezia Giulia. Iniziamo con la notizia della morte dopo giorni di agonia all'ospedale di Udine del 18enne di Monopoli, rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato dal balcone di un hotel di Lignano Sabbiadoro durante una gita scolastica. È entrato in coma irreversibile. Il ragazzo non si è più ripreso. E una ragazzina di 15 anni è finita all'ospedale a causa di un pestaggio da parte di 3 coetanei avvenuta in un parco a Rovigo. L'episodio del quale si è avuta notizia oggi è accaduto venerdì 8 maggio alle 18 all'interno del parco Maddalena nel quartiere Commenda. La giovane è stata picchiata da 3 coetanei di origine nordafricana che l'hanno presa per i capelli, tirata e strattonata. Alla fine è caduta a terra e ha perso i sensi. Quando è arrivata l'ambulanza è stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso, da cui è tornata a casa alle prime ore del giorno seguente. Le ragazzine che l'avevano aggredita si sono dileguate prima dell'arrivo della polizia locale. Il motivo dell'aggressione, secondo quanto ricostruito da chi ha assistito ai fatti, sarebbe di natura sentimentale nei confronti di un coetaneo delle ragazze. Altri minorenni hanno assistito alla scena e si sono dichiarati sconvolti per quanto visto. La vittima è iscritta al secondo anno della scuola secondaria di secondo grado e frequenta abitualmente il parco perché risiede poco lontano con i genitori e i fratelli. Tragedia nel pomeriggio, intorno alle 15, siamo nella Marca Trevigiana, Volpago del Montello, dove Gastone Pedrone, 79 anni, ha perso la vita mentre al volante del suo trattore era intento a lavorare sulla vigna nel retro della sua casa. L'uomo, da una prima ricostruzione, sembra volesse estirpare un palo e alcune piante, ma la corda legata al mezzo agricolo avrebbe impedito la corretta trazione, tanto da far impennare il trattore sotto al quale l'uomo è rimasto schiacciato. Sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, il SUEM e anche l'elicottero da Treviso, che però è rientrato dopo che i sanitari hanno constatato il decesso di Gastone Pedrone, uomo amatissimo nella sua comunità, attivo in politica, nella protezione civile ed ex sindacalista. Sconvolta la moglie che ha scoperto il corpo senza vita del marito. L'economia, perché arriva in Parlamento la crisi Electrolux dopo l'annuncio del colosso svedese di 1700 esuberi negli stabilimenti italiani. Intanto l'assessore regionale Massimo Bitonci ha convocato l'incontro regionale con istituzioni e parti sociali lunedì 18 maggio a Venezia. Ho deciso di presentare un'interrogazione parlamentare su Electrolux perché è evidente. Non siamo di fronte a una normale riorganizzazione, siamo di fronte allo smantellamento di una filiera strategica per il nostro Paese e per il nostro territorio. Servono urgentemente strumenti veri e concreti a difesa dell'occupazione, per dei nuovi investimenti, per la riconversione. La politica si mobilita dopo l'annuncio shock di Electrolux di 1700 esuberi negli stabilimenti italiani, 200 i posti a rischio a Susegana,
Artigiana, dove qui, come nel resto del paese, continua la mobilitazione dei lavoratori. Dopo le prime 8 ore di sciopero, i sindacati hanno organizzato assemblee, mentre nel pomeriggio hanno incontrato il sindaco Montesel, al quale le RSU avevano rivolto un appello. Tutto questo in attesa del tavolo convocato dal ministro Urso a Roma il prossimo 25 maggio. La nostra missione è chiara: tutelare i posti di lavoro e preservare ogni impianto industriale. Faremo tutto quello che è necessario per difendere i lavoratori e i nostri territori davanti a piani industriali totalmente inaccettabili. Il Mimit è già al lavoro e continuerà a svolgere tutte le attività di monitoraggio, mantenendo un confronto costante e strutturato con aziende e organizzazioni sindacali per gestire la situazione nel modo più efficace possibile e arrivare ad una soluzione che tuteli produzione e occupazione. Sono le parole della senatrice Mara Bizzotto, sottosegretario al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, rispondendo in Commissione Attività Produttive alla Camera. Al tavolo del 25 maggio guardano con attenzione non solo i lavoratori ma tutto il mondo produttivo, dagli artigiani il timore che non sarà un incontro risolutivo. Se non sono state attuate quando c'era il bisogno di farlo, quando si doveva farlo, delle politiche di attenzione a quel tipo di industrie, la vedo dura che adesso si risolva la situazione. Perché, evidenzia Sartori, le origini di queste crisi sono da cercare lontano nel tempo. Non c'è stata una seria politica industriale. Noi dobbiamo pensare che abbiamo il costo del lavoro in Italia che è tra i più alti in Europa e i salari che sono tra i più bassi in Europa, e questo la dice tutta. Rintracciati mamma e figli originari di Piacenza, spariti insieme ai loro cani a Tarcento, siamo in provincia di Udine, stanno bene. La procura però non dice dove si trovano, rischiano, dicono, di rendersi ancora irreperibili. Dopo 3 settimane di apprensione per le loro sorti sono stati rintracciati Sonia Bottacchiari e i 2 figli di 14 e 16 anni. Tutti e 3 sono in buone condizioni di salute in un contesto di adeguate situazioni alloggiative e in generale di vita. Lo riferisce la procuratrice di Piacenza Grazia Pradella in una nota in cui aggiunge che non si intendono rendere pubblici ulteriori particolari, in quanto la donna ha manifestato timori e preoccupazioni ove venisse scoperto il luogo ove è rifugiata, esplicando, ove ciò avvenisse, l'intenzione di rendersi nuovamente irreperibile. La donna, che aveva fatto perdere le sue tracce dal 20 aprile e si era recata in Friuli, dove ha lasciato la macchina a Tarcento, in queste ore è in contatto con i carabinieri. Secondo quanto trapela, non è escluso che si trovi all'estero. La procuratrice di Piacenza ha parlato di costante sforzo per preservare il benessere dei 2 minori, con particolare riferimento alla loro reintegrazione nel contesto sociale e scolastico, sottolineando che i 2 ragazzi, sino al momento del loro allontanamento da ritenersi allo stato consenziente, seguivano i percorsi scolastici con continuità e profitto. Quanto alle modalità del ritrovamento, quello che sembra accertato è che non c'è stato alcun avvistamento da parte dell'esercito di soccorritori che da una settimana pattugliava la zona in cui si sospettava si potesse trovare la famiglia. Vigili del fuoco, Corpo Forestale, Soccorso Alpino, Guardia di Finanza e Protezione Civile hanno immediatamente interrotto le ricerche quando dalla Procura di Piacenza è arrivata la conferma che la donna e i figli erano in salute in un luogo sicuro. Adesso si cercherà di capire le motivazioni anche di carattere familiare che hanno spinto la donna ad allontanarsi e far perdere le proprie tracce insieme ai figli e ai 4 cani per 3 settimane. Nonostante siano stati rintracciati, Sonia Bottacchiari rimane indagata per sottrazione di minori. Intervistato in diretta a Focus dal direttore di Media Nord-Est Luigi Baccialli, l'ingegnere di Azzano X Elvo Zornitta, a lungo sospettato di essere una bomber, ha commentato l'archiviazione dell'inchiesta bis sul bombarolo del Nord-Est. Ora dice: voglio pace e oblio. In corso intanto la richiesta di risarcimento. Io voglio solo dimenticare, francamente non ne posso più. E non posso neanche più ricordare tutto quello che è successo. Voglio effettivamente un po' di oblio. Lasciarsi tutto alle spalle dopo 22 lunghissimi anni sotto indagine con il sospetto di essere una bomber. Questo chiede nell'intervista rilasciata in diretta a Focus al direttore di Media Nord-Est Luigi Baccialli l'ingegnere di Azzano X Elvo Zornitta, oggi 69enne, commentando l'archiviazione dell'inchiesta bis sul bombarolo del Nord-Est disposta dal GUP di Trieste. Vicenda chiusa, ma quanto dolore. Come persona che non c'entrava niente in quello che è successo, mi sono trovato catapultato in una giostra
di cui non avevo certamente controllo. Purtroppo devo dire che in questo senso i media giocano sempre un ruolo fondamentale. 22 anni sotto assedio, un'esistenza stravolta, dice il peso di un processo giudiziario e mediatico insieme, e il pensiero va a quello che oggi accade a Garlasco. È un percorso che porta una sfiducia, una incapacità di reagire. Francamente non penso che nessuno possa meritare questo. Attentati che resteranno senza un colpevole, quelli di una bomber. Questa l'idea che Zornitta si è fatta di lui. Una persona che colpisce indifferentemente vecchi e bambini, che non ha ovviamente uno scopo, perché una persona con uno scopo come minimo lo dichiara. Secondo me è effettivamente una persona che ha qualche problema mentale. Poi che sia vivo o sia morto, questo certamente non lo so. Zornitta sta già procedendo per il risarcimento. Siamo per la causa risarcitoria, non tanto per le sofferenze che ho avuto, per le inchieste e così via, ma per la manomissione che è stata compiuta da quell'ispettore di polizia. Per questo siamo in Cassazione, che dovrà decidere. Ma come si sa, i processi in Cassazione sono abbastanza lenti. Il riferimento è alla manomissione con la quale il poliziotto mestrino Ezio Zernar è già stato condannato. Capitolo buio di una doppia inchiesta ora definitivamente conclusa. Sono contento che sia finita, ovviamente sto gioendo insieme ai miei familiari. Abbiamo fatto un'ottima cena questa sera e siamo rimasti tra di noi proprio perché vogliamo godercela questa giornata in pace. Angiolin, bellin, bellino, con quel capo ricciolino, con quegli occhi pieni d'amore, Gesù mio ti dono il cuore. Sono le parole di una filastrocca con cui a Sedico si è annunciato che questa sera alle 19:30 ci sarà una fiaccolata per ricordare il piccolo Lucas De Marc, il bambino di 6 anni travolto e ucciso venerdì scorso nel piazzale dell'azienda di famiglia dal muletto guidato dal papà. I funerali si svolgeranno invece domani, sempre a Sedico, nella chiesa arcipretale alle 14:30. L'ex presidente di Confindustria, Massimo Calearo Ciman, è sotto inchiesta per la presunta bancarotta della Calearo Antenne SPA. Sigiglia 4 milioni di euro, tra cui la sua villa ad Arcugnano. L'ex presidente di Confindustria Vicenza, Massimo Calearo Ciman, già parlamentare, è coinvolto nell'inchiesta Frequenze Distorte per la presunta bancarotta fraudolenta dell'azienda di famiglia Calearo Antenne SPA di Isola Vicentina. La Guardia di Finanza ha eseguito sequestri per oltre 4 milioni di euro ed ha sigillato anche la villa con piscina del notissimo imprenditore settantenne sui Colli Iberici ad Arcugnano, valutata 2,6 milioni. Coinvolti, oltre a Calearo, 3 amministratori della società per azioni del settore automotive in liquidazione giudiziale da gennaio 2025. Le ipotesi di reato, tutte da provare, sono di truffa aggravata ai danni dello Stato, malversazione di erogazioni pubbliche e bancarotta fraudolenta. Per l'accusa, gli amministratori avrebbero ottenuto finanziamenti pubblici per 9 milioni di euro da Invitalia e Banca Sistema, con documentazione e dati contabili ritenuti non veritieri. La Finanza contesta anche trasferimenti per 3,8 milioni di euro verso società estere e la vendita di immobili all'estero per 2,8 milioni, soldi che per l'accusa non sarebbero mai stati versati nelle casse delle società. Abbiamo raggiunto al telefono Calearo Ciman, che è stato anche presidente di Federmeccanica, il quale nega con forza gli addebiti. Noi abbiamo sempre operato nel massimo interesse dell'azienda, sempre. Poi l'azienda ha avuto il momento di... siamo entrati in concordato, ok? E i problemi, al di là di quello che adesso dice il provvedimento, che è legato al passato, ma è tutto dimostrabile che è stato gestito in maniera onesta, trasparente, e si può smontare tutto e faremo ricorso di tutto. L'azienda si poteva tranquillamente salvare e continuare, solo che siamo andati a finire nelle mani di un professionista che ha gestito in maniera pessima tutta la vicenda, fino a che ha portato l'azienda
alla chiusura. La polizia ha individuato i 4 responsabili del tentato assalto con esplosivo allo sportello Bancomat di Villafranca Padovana lo scorso luglio. Il furto d'auto a Padova, poi il tentato assalto ad un bancomat di Villafranca. Da questi 2 episodi avvenuti a pochi minuti di distanza, la notte tra il 25 e il 26 luglio, è partita l'indagine della squadra mobile di Padova che ha portato ad individuare i 4 responsabili del tentato assalto con esplosivo allo sportello ATM della Banca Monte dei Paschi. Si tratta di 4 padovani, alcuni di loro già noti e collegati in passato con la Mala del Brenta, in particolare un 61enne di Codevigo che aveva già scontato 24 anni di carcere per rapina. Con un curriculum già con precedenti condanne per reati specifici, ma anche reati contro la persona e contro il patrimonio, alcuni già gravitanti nella cosiddetta Mala del Brenta. Infatti hanno un'età riconducibile tra i 50 e oltre i 60 anni. L'indagine ha avuto inizio all'indomani dal furto di un'autovettura avvenuto il 26 di luglio dello scorso anno. Il furto dell'auto era avvenuto con modalità altamente specializzate, segnale che ad agire era stata una banda ben organizzata. La svolta nell'indagine grazie al ritrovamento della vettura rubata con segni evidenti di manipolazione dell'impianto elettrico, la conferma che la banda aveva utilizzato strumenti professionali. L'auto era poi comparsa a Villafranca davanti alla banca. Anche l'assalto sembrava essere pensato nel dettaglio. Le 4 persone con il volto coperto infatti avevano un ruolo ben definito. Il piano però non è andato a buon fine, forse per l'eccessiva energia utilizzata dai malviventi nelle fasi finali dell'azione. L'attivazione del fumogeno antifurto ha infatti impedito la deflagrazione, costringendo il gruppo a darsi alla fuga. Grazie ai filmati delle telecamere di sorveglianza, i poliziotti hanno ricostruito i movimenti della banda individuando i vari componenti. Le perquisizioni lo scorso 22 aprile hanno portato al sequestro di passamontagna, indumenti utilizzati per l'assalto e di un jammer per disturbare le frequenze. Si stanno anche ricostruendo investigativamente anche altri colpi avvenuti in quello stesso periodo per così verificare un eventuale loro coinvolgimento anche in questi altri tipi di assalti. I 4 indagati forse stavano progettando un nuovo colpo. La procura ha così chiuso le indagini e richiesto il rinvio a giudizio per il reato di furto dell'autovettura utilizzata per l'assalto e il tentato furto aggravato allo sportello bancario. L'ex killer della banda della Uno Bianca, Alberto Savi, detenuto da oltre 30 anni nel carcere 2 Palazzi di Padova, ha ottenuto il regime di semilibertà. Dopo oltre 30 anni di carcere ha iniziato da poco ad usufruire del regime di semilibertà che gli consente di andare a lavorare all'esterno del carcere e poi rientrare al 2 Palazzi negli orari stabiliti. Alberto Savi, condannato all'ergastolo, è il più piccolo dei 3 fratelli della banda della Uno Bianca che alla fine degli anni 80 e inizio anni 90 terrorizzò l'Emilia Romagna con una lunga scia di sangue, 24 vittime, centinaia di feriti e altrettante rapine. In questi anni di prigione, sempre trascorsi a Padova, Alberto Savi ha cercato di mantenere un basso profilo, partecipando alle attività lavorative del carcere ad un percorso rieducativo che l'hanno portato così ad ottenere la semilibertà e l'impiego con la cooperativa All'Opera fondata da 2 ex detenuti. La polemica però l'ha travolto in questi giorni dopo le dichiarazioni del fratello maggiore Roberto Savi, la mente della banda della Uno Bianca in carcere a Bollate. Durante la trasmissione Belve di Rai 2 ha parlato delle indagini che hanno portato all'arresto, aprendo scenari inquietanti. Dichiarazioni da cui Alberto Savi si è dissociato, ma che arrivano in un momento per lui delicato, quando aveva iniziato il regime di semilibertà. Il maltempo di ieri e di lunedì, il presidente del Veneto Stefani ha firmato il decreto di emergenza regionale. Domani nuova fase di instabilità, ha dichiarato sul fronte meteo lo stato di attenzione. Il maltempo che ha colpito nelle scorse ore il Veneto, dal Veronese al litorale veneziano, passando per il Vicentino e la Marca Trevigiana. Il presidente Alberto Stefani ha dichiarato lo stato di emergenza regionale. Si è trattato di un evento diffuso e violento, dice Stefani, a causa del quale si sono verificati danni anche gravi, che sono ovviamente ancora in fase di definizione e di verifica e che potranno essere successivamente ricompresi nell'atto. Non lascerò nulla di intentato per sostenere al meglio possibile le aree colpite. Ma il maltempo non è finito, continuiamo
continuiamo a monitorare con la massima attenzione l'evoluzione della situazione meteorologica, ha dichiarato l'assessore all'ambiente e al clima del Veneto Elisa Venturini. Tra domani e sabato nuova fase di tempo instabile con la possibilità di rovesci temporaleschi, forti raffiche di vento, grandinate e precipitazioni anche intense, soprattutto nelle aree pianeggianti del centro-sud della regione. Bassa Veronese, provincia di Padova, la parte meridionale della provincia di Venezia e la provincia di Rovigo, i territori che potrebbero essere interessati dai fenomeni più significativi. Dichiarata quindi la fase di attenzione dalle 8 di domani fino alla mezzanotte. Ci sono 2 governatori del nord a guida Lega, in testa alla classifica a gradimento dei presidenti della regione. Il primo, con il 65%, il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, percentuale di consenso in crescita di 1 punto rispetto al 2025, seguito dal Veneto Alberto Stefani al 58%. E quanto emerge da un sondaggio di SVG, nei primi 5 posti ci sono 3 presidenti di regioni del sud, Calabria, Puglia e Campania. Grazie per il gradimento, ma la priorità è il Veneto, ha commentato Stefani, resto però concentrato sull'attività amministrativa, unico obiettivo dare risposte concrete a cittadini, famiglie e imprese. Presentato a Palazzo Ferrofini il docufilm che racconta la battaglia del bassanese Stefano Geller e affronta il tema del fine vita. Alexa, vado a fare una passeggiata. E se prendi il coronavirus muori. Non azzardate ad uscire con il nero. Terribile Alexa, mi ha rimproverato. Inizia così il docufilm di Massimiliano Fumagalli, Lasciatemi morire ridendo, che racconta la storia del bassanese Stefano Geller, morto a febbraio 2024 all'età di 50 anni per i danni provocati dalla distrofia muscolare. Il docufilm, presentato a Palazzo Ferrofini dal presidente del Consiglio regionale Zaia e dalla consigliera regionale Ostanel, affronta il tema del fine vita per cui Geller si è battuto a lungo. Presente la sorella Cristina che porta avanti la sua battaglia. Sicuramente una legge riuscirebbe a regolamentare i tempi certi e velocizzare un po' il tutto. Io spero che questo docufilm serva appunto per chiarire le idee e per far ragionare meglio la gente sulle problematiche, insomma, delle certe malattie che hanno le persone. Zaia ha definito il tema del fine vita una delle più grandi ipocrisie del nostro paese. Malato terminale che ha 4 caratteristiche: diagnosi infausta, grave sofferenza fisica e psichica, mantenuto in vita da supporti vitali e capace di intendere e volere. Con queste 4 caratteristiche ed essere malato terminale può chiedere alla sua ULSS di avere la gestione del suo fine vita. Punto. Questo esiste in Italia. Stiamo gestendo il fine vita in Italia con una sentenza della Corte Costituzionale del 2019 e qualcuno vuol far credere che non ci sia il fine vita. Invece il fine vita c'è ed ha bisogno non di una gestione attraverso una sentenza ma attraverso una legge che il Parlamento deve prima o poi fare. Però prima delle nostre posizioni, di noi che siamo i votanti, sono quelle dei cittadini che chiedono di poter avere non limitazione della libertà nella loro scelta personale e non tolgono libertà agli altri. Un concetto su cui Geller si è sempre battuto, come ha ricordato la consigliera Ostanel. Le sue parole erano chiarissime, diceva alle persone contrarie o dubbiose: io non tolgo a te un diritto, semplicemente permetto a chi lo vuole quel diritto di averlo. E aggiunge: dopo la bocciatura per un sol voto nella scorsa legislatura, chiediamo che in questa legislatura invece il Veneto si doti di una norma sul suicidio medicalmente assistito degna di questo nome. Ostanel ha poi commentato la proposta normativa sul fine vita che giace in Senato e che andrebbe migliorata in 3 punti, dando più centralità al medico curante, rafforzando le cure palliative e garantendo tempi certi. Sono fondamentali perché un accesso agli atti che avevo fatto la scorsa legislatura dimostrava che in alcuni casi i pazienti purtroppo morivano prima di avere una risposta. È tutto per questa edizione, vi lascio come di consueto alla sigla e a seguire le previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi, buona serata.